Buonasera, benvenuti. The Best Sandwich ritorna al territorio. Siamo alla seconda puntata della fase eliminatoria. Abbiamo conosciuto i primi 3 concorrenti la scorsa puntata, ma oggi ritornano in gioco 3 concorrenti che dovranno preparare dei panini per valorizzare un altro prodotto del territorio, la pitina. Benvenuti a questa quinta edizione di The Best Sandwich. Io sono Annalisa Sandri, facciamo questi minuti di coaching insieme in modo da rompere un pochino il ghiaccio e prepararci alla trasmissione e poi giù sarò uno dei giudici di gara. Buongiorno, io sono Gabriele Ballan, l'Hospitality Expert del Pala Gourmet. Lavoro all'interno del Pala Gourmet da ormai 2 anni e seguo molti dei vostri colleghi e li aiuto a creare delle esperienze di successo. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elena e mi occupo invece di tutta la parte della formazione personale degli imprenditori, quindi della loro crescita. Il consiglio che io vi voglio dare oggi nel comunicare quello che state facendo è essere voi stessi. Cioè il perché avete pensato a questo panino, il perché lo state facendo. Vi ricordo come sempre che sono 24 professionisti in totale che andremo a vedere nel corso delle puntate, 8 eliminatorie, 3 concorrenti per gara, 2 quarti di finali a 4 concorrenti e poi una semifinale a 4 e una finale a 2 che siamo tutti curiosi di raggiungere questa finale per conoscere appunto i 2 finalisti. Ma invece andiamo a presentare i 3 giudici di oggi con l'immancabile presidente di giuria Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Pronta anche tu con la pitina? Prontissima. Chissà se sarà pronto l'altro nostro giudice che è Federico Mariutti, ex concorrente, cuoco, sempre dell'Alleanza Slow Food, esperto quindi di prodotti del territorio. Lui ha fatto la prima edizione, ha partecipato alla prima edizione del Best Sandwich. Prima gara. La prima gara. Buongiorno a tutti. Benvenuto a The Best Sandwich. Ciao Alexis. Pronto anche per mangiare la pitina? Assolutamente sì. Prontissimo. La adoro. Prontissimo anche il nostro Gabriele Ballan, oggi di nero per evitare le macchie ed è pronto anche lui per la pitina. Sì, in pole position. Buonasera a tutti. E allora andiamo a conoscere nel dettaglio questo prodotto, lo introduce per noi Pierpaolo Rovere che è il direttore di AgriFood, ascoltiamo. Un progetto che è nato praticamente 1 anno e mezzo fa e che sta avendo un grosso successo. E le aziende hanno aderito con entusiasmo e c'è già una forte offerta anche di prodotti diversi, tenendo presente che non è poi così semplice avere il marchio, nel senso che bisogna garantire una percentuale di materia prima regionale che non è indifferente, che va dal 50% al 100%, però i risultati sicuramente ci sono. Direi che le prospettive da fine di quest'anno al prossimo anno sono sicuramente quelle di arrivare a un'offerta sensibile anche di prodotti che sono presenti in grosse quantità, quindi troveremo il marchio sempre più diffuso a livello anche di grande distribuzione, non soltanto per i piccoli produttori. Il primo concorrente è un uomo, quindi già questo è un primo dettaglio. Chissà se nel suo locale utilizza o meno la pitina, ma andiamo prima a conoscerlo. Sono Giuseppe Delicatti, sono di Battipaglia, provincia di Salerno, sono a Pordenone oramai dal 2010. Attualmente sono al Podere dell'Angelo e Angel Bistro, sono 2 locali insieme. E sì, sono in cucina, adesso oggi con un po' di emozione sono qui a presentare qualcosa che facciamo al bistrò più che al podere, in modo anche da mostrare cose che facciamo.
Giuseppe Delligatti è il primo concorrente. Vieni Giuseppe. Eccolo qua, facciamo un applauso a lui. Buonasera. Che porta il suo panino Pittina di Quercia, giusto? Sì, Esatto. Il nome è questo? Il nome è questo, sì. Ok Giuseppe, allora sai che tu hai 10 minuti di tempo, partiamo così, partiamo anche con la conoscenza dei prodotti, Sì. degli ingredienti. Allora, pittina di quercia perché abbiamo fatto un panino con una percentuale di corteccia di quercia, quindi dà un po' di proteine in più al pane e un gusto un po' Quindi più già il pane deciso. è particolare. Ah sì. Già il pane è un po' particolare, è un pane che stiamo promuovendo ultimamente, quindi ho deciso di portare questo. Poi abbiamo della zucca Sì. e i porcini che sono stati affettati, messi sotto vuoto e fatto una marinatura sotto vuoto, in modo che adesso sono già più morbidi e andremo a pizzerare. La pitina, crema di formaggio che sotto vuoto la riscaldo Sì. e poi andiamo a mettere. E poi il pane al forno. Sì. La pittina la utilizzi nel tuo locale? La pitina c'è stata in alcuni menù, attualmente non c'è, però in alcuni menù c'è stata. Però potrebbe tornare con questo Sì, panino. sì, ecco. esattamente. Quindi Potrebbe tornare un panino, come un antipasto in genere. Attualmente non c'è, però sì, stiamo Ok. andando, siamo sempre in continua evoluzione. Quindi, che abbinamento hai scelto quindi con la zucca? sì. la Com'è zucca. questo abbinamento, Annalisa? Ma un buon abbinamento, cioè un abbinamento abbastanza classico per la pittina, no? La pittina è questo salume tipico, questo salume IGP che viene prodotto nella Val Tramontina fondamentalmente ed è diciamo un prodotto cioè, ha molto carattere. E bisogna quindi un pochino andare ad ammorbidire il carattere della pittina. La dolcezza della zucca indubbiamente funziona. Potrebbe ammorbidire. Potrebbe funzionare. Ovviamente assaggeremo poi il prodotto finito. Mi incuriosisce tuttavia il pane che ha creato per questa gara Giuseppe, perché vedo che c'è un po' la tendenza, e magari Federico e anche Gabriele mi diranno, a un ritorno proprio diciamo alle origini, no? Utilizzando queste farine con alternative, ma magari con la corteccia dell'albero, no? Piuttosto che... E questa della corteccia di quercia io effettivamente non l'avevo mai assaggiato. Tu l'avevi già assaggiato? Nemmeno io, è la mia Quindi prima volta. è una prima mondiale per Quindi entrambi, sì, assolutamente perfetto. sì. Anche per me. Per tutti e tre. Per cui. Bene, Allora, la benissimo. zucca l'hai scottata per ritornare Sì. alla preparazione, Sì. però la metti anche nel forno o la stai Sì, solamente sì, sì. Dopo spostando? quando l'ho scottata, dopo quando assemblo tutto il panino, amalgamo il tutto. Quindi Ok. tornando alla quercia, scusate ma questa Ma cosa la qua mi quercia, prende bene, ma lo preparate voi, cioè fate la Sì, farina sì. di quercia No, la farina con di le quercia, cortecce? la farina di quercia è acquistata su, ok. su una quantità di pane, ci siamo sul 10% della farina, quindi 900 farina normale e 100 di quercia, più va un po' idratata di più perché la quercia stringe un po' di più, quindi va idratata un attimino di più. E la decisione di utilizzare questa farina in questo panino? Perché mi ispirava il fatto del territorio, il ritorno alle origini, quindi il territorio, la pitina va comunque un po' affumicata magari con i legni vari. Attualmente avevamo questo panino qua, sto pane che nel ristorante promuoviamo. La pittina invece la lasci così? La pitina invece la lascio cruda. Cruda. Una crema di formaggio con all'interno i ritagli di porcino, perché il porcino ha affettato le parti centrali, i ritagli di porcino l'ho saltati e l'ho messi all'interno della crema e poi ho frullato un po' di tutto, in modo che va comunque a mettere anche questo. Hai 5 minuti e 54, così ti gestisci anche poi nell'impiattamento. E ricordiamo anche i criteri di giudizio, Annalisa, perché anche l'impiattamento ha un suo certo. valore. Tu pensa, Alexis, che noi abbiamo 10
piccoli giudizi da dare per ogni panino e la somma di questi giudizi alla fine ci fa capire quale sarà il panino migliore. Noi giudichiamo l'aspetto, giudichiamo caratteristiche quali la consistenza del panino, la sapidità del panino, l'intensità aromatica del panino, ma anche la preparazione. Cioè, certo. Noi valutiamo comunque se lo chef in gara lavora pulito, se la preparazione è semplice, basica, o se comunque è piuttosto complicata. Cioè, i criteri di valutazione sono decisamente articolati, cioè non è mi piace, non mi piace, buono, c'è bello, un giudizio fine. per No, ogni... il giudizio è abbastanza complesso. Federico, tu che hai fatto anche da concorrente, quali sono le difficoltà maggiori secondo te? Proprio la preparazione in 10 minuti? Che il tempo vola. Che il tempo vola. Quando si è da quella parte di là sembra veramente che i minuti corrano al triplo della velocità. Però sicuramente le preparazioni sono importantissime, le marinature che vengono fatte precedentemente, quindi bisogna fare un calcolo non facile in cucina per riuscire a rispettare i tempi, che in realtà sono i tempi che noi rispettiamo e dobbiamo rispettare ordinariamente nella nostra realtà in cucina. Certo. Sembra facile, però anche le lunghe cotture mica le facciamo sempre espresse, quindi ci sono un sacco di calcoli che vanno fatti, no? In cucina per riuscire ad essere in tempo, in sala o con il piatto pronto. Metti 5 fette di pitina appositamente studiate? Sì. Perché... La grammatura più o meno che abbiamo studiato di stare in un food cost, anche perché la pitina... Ah, bravo, il food cost. Esatto, la pitina ha comunque, quella del consorzio ha un prezzo abbastanza, siamo sui 50 euro, quindi una fettina a lungo può risultare decisiva. Quindi quanto costa quindi il tuo panino? Il mio panino siamo sui 3,10 euro. 3,10 euro, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo anche con le tempistiche, 2 minuti e 47. Tu abbondi anche con la crema di formaggio. Sì, perché comunque alla fine sono tutte fettine, roba abbastanza asciutta. Ok. Quindi la crema di formaggio, la crema di montasio va a ammorbidire un po' tutto. Quanto l'avete provato questo panino, Giuseppe? Lo rimetti al caldo? L'ho provato veramente poco. Viva la sincerità, L'ho provato veramente poco. Sono cose che già facciamo, quindi sono cose prese da magari altre situazioni, altre preparazioni che facciamo. 1 minuto e 25, gli hai dato un'ulteriore riscaldata al forno. Okay. Lo metterai in menù? Può darsi, sì. A seconda del vostro giudizio. Vediamo se... Vediamo. Diciamo che i clienti sono più esigenti, quindi... Giuseppe, puoi portare ai giudici il panino? È arrivato il momento del giudizio, del commento dei 3 giudici rispetto al panino di Giuseppe. Allora, partirei da Annalisa. Sì. Allora, avevamo la consapevolezza che chiedere di fare un panino con la pitina comportava tutta una serie di difficoltà, perché, come ho detto prima, la pitina è un salume piuttosto importante. Giuseppe, facendo un buon panino, la zucca non è riuscita a contemperare questo aspetto piuttosto, come ho detto, incisivo che ha la pitina. Certo, la pitina è emersa bene, ma forse doveva essere smorzato ulteriormente. Poi devo dire questo, io dopo aver assaggiato questo panino ho sentito tanto il sapore del formaggio. Non lo so se magari dipendeva dalla stagionatura del montasio o da altro,
o forse magari mettendone un pochino di meno. Cioè, nel complesso un buon lavoro, un buon panino, però un po' squilibrato nell'insieme. Federico, anche a te chiedo la stessa cosa. Innanzitutto, sono completamente d'accordo con tutto quello che ha detto Annalisa, ma sono contento perché c'era la vera pitina, innanzitutto. Quindi, e non è facile appunto poterla compensare, accompagnare, perché la pitina è prepotente, è potente di suo, di natura, quindi è davvero difficile riuscire ad accompagnarla o a renderla facilmente apprezzabile. Se non in purezza ovviamente, ma quando la si inizia a elaborare o trasformare non è facile creare il giusto equilibrio, e quindi sono d'accordo con Annalisa che la zucca si è, a mio avviso, un attimino persa, forse un po' di più l'avrebbe accompagnata un po' meglio, no? Qualcosa da aggiustare anche per te, Gabriele? Sì, sono d'accordo con i miei colleghi. Le idee e le intenzioni sono perfette perché sei partito con una base di partenza veramente molto buona. Naturalmente il buon panino, la perfezione fa l'equilibrio di sapori, ovvero sentire tutti gli ingredienti, e qui magari qualcosa si è perso, indubbiamente, ma perché abbiamo dei sapori di base molto forti. Ciò non toglie che comunque sia un buon panino di base. È giusto quello che hanno detto, alla fine il concetto era proprio quello di far predominare la pitina, quindi poi ognuno ha il suo giudizio, che la zucca, il porcino e la crema erano state messe apposta per non far coprire la pitina, se no magari il giudizio sarebbe stato volevamo sentire la pitina, quindi il concetto era far predominare la pitina ha predominato, quindi il mio obiettivo era questo. Poi l'importante è che sia un buon panino, un buon prodotto, e l'obiettivo è stato raggiunto, poi vada come vada in gioco, ci sta. Questa è l'edizione del ritorno del territorio, della valorizzazione dei prodotti del Friuli Venezia Giulia, soprattutto quelli legati al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con il presidente di AgriFood, Claudio Filippuzzi. La pitina è un prodotto eccezionale presente sul nostro territorio, perché è stato un prodotto che ha permesso negli anni di alimentare le popolazioni di alcune vallate isolate durante periodi in cui le proteine non erano disponibili. E inoltre è l'unico salume in Italia che non è insaccato pur essendo macinato. Questo gli conferisce delle caratteristiche uniche che ne hanno fatto poi un presidio riconosciuto da Slow Food e alla fine un IGP, che ai giorni nostri permette di produrre questo prodotto con la massima sicurezza da parte di tutte le aziende del territorio che siano installate nelle valli alpine della nostra regione. Il secondo concorrente è pronto, andiamo a conoscerlo e poi lo vedremo all'opera. Ciao a tutti, sono Marco Gozzo, 37 anni, di Portogruaro, e insieme alla mia compagna Francesca abbiamo il bar centrale Bayom a Cinto Caomaggiore. Bar pizzeria con forno a legna, aperto da un annetto circa, e stiamo cercando di tirare su un locale che purtroppo negli ultimi anni non funzionava più. Oggi vi presenterò pitipità, un panino con pitina e una crema di zucca e cappuccio, un'insalatina di cappuccio. Marco Gozzo, vieni Marco! Eccolo qua, l'applauso anche per lui, però ci vuole. Anche per te. Anche perché per te è un ritorno in realtà, sì, quindi seconda dovresti volta. essere più preparato degli altri, più spigliato. Sai che 10 minuti di tempo per il tuo pitino che si chiama pitipità. Però, come mai si chiama così? Così partiamo con la preparazione. Piti di pitina, pita perché il pan di pizza che ho fatto ricorda un po' la pita. Ah, che buono! Greca. Bravo. Semplice. Allora partiamo con 10 minuti così Via. Andiamo subito a vederti all'opera. Perché tu hai scelto, oltre naturalmente alla pitina, altri ingredienti, quali? Sì, ho scelto una zucca santa bellunese, dolce, e ho fatto un'insalatina in marinatura di cavolo Cappuccio? Cavolo cappuccio, sì. Ok. E messo a marinare con cumino, aceto di mele e olio. Crema di zucca invece molto semplice, spadellato, fatto saltare i cubetti di zucca su un po' di soffritto di cipolla, sale, pepe e basta. Basta.
Così pensi di valorizzare la pittina, ma di trovare anche un equilibrio nel panino? Esattamente, ho cercato di fare le cose più semplici possibili, visto che comunque sono prodotti semplici e nulla. Senti, la pittina la utilizzi nel tuo locale, poi sentiamo i nostri giudici? No, momentaneamente no, però potrebbe essere la svolta. La svolta, Annalisa. Beh, è anche bella questa cosa, no? Che magari un prodotto come questo, che è un prodotto del territorio, venga poi valorizzato e venduto all'interno, insomma, dei locali del nostro territorio. Beh, Federico è, diciamo, il papà della pittina ancora un po', nel senso che da te si mangia la pittina. Sì, da me c'è sempre la pittina. C'è sempre, cioè, non manca mai, credo di essere forse il più grande acquirente di pittina in tutto il nostro territorio. Ma ti piace questo tipo di pane con la pittina? Perché ci credo tantissimo. Ecco, è la prima volta, quindi vediamo che cosa succederà con questo tipo di pane. Io adoro il gyros greco e la pita gyros, quindi già dalla ricetta che hai scritto mi aspettavo una cosa stile pita o qualcosa del genere, Diciamo quindi che interessante. Questo, noi siamo una pizzeria. Sì. Questo è un pan di pizza, Sì. una ricetta classica, doppia farina, sì, 00, Sì. tutto il resto, e viene fatta lievitare almeno 72 ore, Okay. sia per questi panini che facciamo con altri ingredienti, sia per le nostre pizze. Lievito di birra o lievito No, madre? lievito madre. Ok, bene. Bene. E... È interessante anche che mette questo cavolo cappuccio, che a me non dispiace anche per un discorso di croccantezza. Cosa Infatti. dite? Sì, è l'unica cosa che rende croccante un po' il panino. Il sapore appunto dato dal cumino e dall'aceto di melo. Sì, ma dovrebbe darmi anche un po' di freschezza Sì, nell'insieme, no? A Gabriele piace la pizza? Sì. Ma... Cosa non Sì. piace a Gabriele poi? No, io mangio di tutto, per l'amor di Dio. Però prestavo molta attenzione a questa cura che lui mette agli impasti. E appunto volevo chiedergli se nella sua attività avete la stessa cura, Certo. comunque, perché Allora, l'impasto è il fondamento di una buona pizza, no? Anzi. Siamo di quella filosofia di ristoratori che poche cose fatte bene, come tradizione ci insegna, però puntando un po' alla qualità, che secondo me è quello che ripaga oggi, tutto lì. Ma parlaci della tua attività. Bar Centrale Bayom, un bar pizzeria in un paesino di 3.000 abitanti, Cinto Caomaggiore, e da diversi anni era chiuso, ha avuto delle gestioni un po' così, lockdown non ha aiutato chiaramente, noi l'abbiamo aperto 1 anno e mezzo fa, gli stiamo dando un restyling, stiamo facendo qualcosa di giovane, rimanendo però sul classico, e sta andando. Bene, Sì, mi fa molto piacere. Adesso E arriva sei tu? l'inverno e ci prepariamo ai botti. Lui, Bocca al lupo. lui l'accompagna, se non sbaglio. Sì, esatto. Siete voi Compagna nonché mamma dei miei 3 pargoletti. Oh, Pargoletti. quindi- Io mi ricordo di Marco e della precedente edizione alla quale lui partecipò, perché uno dei bimbi era appena nato. Sì, Filippo. Ecco, e partecipò quando c'era un ingrediente, insomma, non esattamente dei più semplici, perché bisognava fare il panino con l'anguilla. 5 minuti e 40, ci Sì, siamo, sì, no? sì, con i sì. tempi. Sei abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Sì, tu. certo, anche perché comunque le preparazioni andavano fatte prima, la pittina l'ho lasciata cruda e dobbiamo solo Quindi comporre. anche tu la pittina in purezza. Sì, sì, sì. Io sono uno che la pittina la mette dovunque, anche nel dolce, no? Quindi si può fare di tutto con la pittina. Anzi, la pittina io credo abbia bisogno di noi cuochi, di noi ristoratori per essere valorizzata e per far capire al mondo o comunque anche al nostro territorio le potenzialità che ha, che sono secondo me infinite. Quindi assolutamente sono d'accordissimo con questo discorso, anche perché effettivamente abbiamo dei prodotti che sono eccezionali. Chi non ha mai assaggiato la pittina è invitato a farlo quanto prima, perché effettivamente è a sé stante, cioè non è un salame, è un'altra cosa. Ma è anche bello che cominci ad essere proposta, perché altrimenti io mi prendo la mia, questa forma di polpetta quasi, no? Mi prendo la mia polpetta, me la porto a casa e mi ci faccio un panino
pan e pittina. Pan e pittina. E invece va bene che sia un pochino, no, proposto, promosso e via andare. Io molte volte la uso come ingrediente segreto, cioè è quello che dà il tocco di spinta. Il tocco finale. Quando sotto hai, no? Magari hai bisogno di dargli una marcia in più al piatto che stai facendo, no? Allora butta dentro 2 ciccioli di pittina che li diamo, Non fa mai male. forte, bravo. Vediamo la preparazione. Sono andato a mettere il Quanta pittina cappuccio. metti e soprattutto quanto costa il panino, il food cost? Allora, il food cost è di 3,30 € Ok, a panino. quante fette metti tu? Ne metto 5. Tutti a 5 oggi, Siamo a 5 fette per panino. Abbiamo qualche perplessità, però vediamo dopo. Vediamo. Perché Vediamo. magari c'ha ragione lui che l'avrà assaggiato, immagino. L'hai assaggiato? Sì, diverse volte. Ok. Sì, è molto semplice anche da preparare, anche a casa tranquillamente lo possono Sì, preparare. sì, questa è Si una può bellissima riproporre idea. tranquillamente. Magari- Ok. Allora, diciamo che siamo pronti con il panino, un tocco finale. Il panino pitipità. 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 Questo è, diciamo, il pepe, il sale che hai messo è solo È per solo un discorso un- aromatico, immagino. Sì. Vai, puoi portare il panino ai tuoi giudici e sei riuscito a terminarlo 30 secondi prima. Bravissimo. I nostri giudici hanno assaggiato il tuo panino, Marco. Partirei da Federico perché ha anche delle domande da porti per il giudizio finale. Allora Marco, volevo farti una domanda secca subito. Come hai... innanzitutto volevo chiederti, ti sei un po' informato su cos'è la pittina? Hai studiato un attimino, cioè hai cercato di approfondire un pochino di che cosa si tratta tu prima? Perché ovviamente è un prodotto che nel tuo territorio Che in Veneto, già sì. è al limite, no? Seppure comunque sta cercando di prendere piede o spazio in tutto il mondo e sarebbe bello che prendesse spazio in tutto il mondo la pittina. Sì. No? Volevo solo chiederti come l'hai reperita, senza che mi dici chi te l'ha data o chi no. Un fornitore, Ok, dal fornitore. ok, quindi uno dei tuoi grossisti che Sì. ti dà la fornitura di ok. E decisamente c'è un buon equilibrio in questo panino, perché è ben contemperata la parte, diciamo, sapida della pittina dalla crema di zucca, ma soprattutto dal cavolo cappuccio che mi toglie un po' di sapidità, mi pulisce la bocca e mi lascia comunque una certa gratificazione, perché mi dà questo effetto crunch, no? Masticando. Forse il pane dovevi scaldarlo un pelino di più. Un po' di più. Sì, perché è risultato leggermente gommoso. Ok. E non è che sia un pane gommoso, è che probabilmente, sai, tenendolo Sì. magari un pochino di più sulla piastra, riprendeva le sue D'accordo. caratteristiche. Federico, tu volevi dare un giudizio, volevi commentare dopo le risposte che hai avuto? Allora, no, volevo dire che ho fatto una domanda su questa pittina perché è una pittina che secondo me di stagionatura non ne ha avuta moltissima. Era molto fresco al taglio rispetto Ecco, alle altre pittine. la si vede, io mi sono anche permesso di smontare un attimo il panino, Sì? di toglierla, perché mi sono accorto proprio di questa cosa, perché di pittina ne hai messa tanta dentro il panino, cioè per quel che dovrebbe essere la pittina, però appunto sulla quantità che hai inserito non mi ha dato fastidio, non è esplosa, ma a questo punto vince la pittina o vince il panino? Nel senso che qui siamo andati un po' borderline con quel che è il prodotto principale di questa puntata.
Pane e pittina sono stati gli elementi sulla quale ragionare, effettivamente, e più o meno convincenti, non convincenti, ecco, a tutti gli effetti. Per cui l'idea è buona e la croccantezza, anche la crema di zucca è buona perché la senti ed è piacevole, ecco. Magari alcuni dettagli in più avrebbero fatto la differenza, quasi perfetta. Prova finita. Parere dei giudici giusto, non è la mia attrezzatura, quindi bisognerebbe capire un po' meglio anche quello che utilizziamo. Va bene, si migliora sempre, contento di essere stato qui anche oggi, anche quest'anno. Pronti per conoscere il terzo concorrente? È una donna giovane, una bella ragazza bionda, andiamo a conoscerla nella clip. Ciao, sono Anna e sono la socia più piccola della SRL Buffet Group. Insieme alla mia famiglia gestiamo 3 locali e il panino che porto oggi si chiama Selvaggia, che viene dal Buffet Group. Anna Franceschini, sei pronta? Vieni Anna! Ciao! Buonasera! Io l'applauso alla più giovane concorrente. Sì, insomma, decisamente. 20 anni. E tu presenti il panino che si chiama Selvaggia. Selvaggia. Bene. Partiamo allora dal pane, che così mi racconti anche come Certo. la scelta del pane, degli ingredienti. Il pane è rosa, l'ho fatto io da sola e è fatto con la barbabietola, per questo ha preso questo colore. Non c'è nulla di chimico all'interno. Perfetto, brava. Sai che hai 10 minuti di tempo, quindi andiamo subito a preparare il panino, così poi ci racconti tutti gli ingredienti, come hai scelto anche di abbinare la pittina con gli ingredienti. Ci dici, Anna, tu gli ingredienti? Allora, come ingredienti abbiamo una crema di burrata affumicata, poi abbiamo una crema di zucca che viene messa sulla base e sulla testa del panino. Successivamente, soltanto per la decorazione, invece c'è la crema di barbabietola per riprendere il fatto che c'è la barbabietola all'interno del pane. Ma perché si chiama Selvaggia? Sai che il mio secondo nome è Selvaggia, quindi... Perché mi sembrava simpatico e me l'ha suggerito mia mamma. Ah, vedi, brava la mamma, brava. Solo per quello. Perché comunque ha un sapore selvaggio, chi lo sa? Lo scopriremo. Intanto gli ingredienti scelti, cosa ne pensi? Ma allora, vedi, gli ingredienti, anche lei, come i 2 concorrenti che l'hanno preceduta, sceglie di contemperare il sapore intenso della pittina utilizzando la zucca. Ci sta perché la zucca comunque è un ortaggio dolce, è di stagione e quindi va bene che venga premiata la stagionalità, e quindi diciamo che questo è un discorso che hanno fatto tutti e che va bene. Lei mi mette questa burrata affumicata che comunque mi... attenzione che la pittina la metti, vai, no, ero curiosa di capire... infatti nella ricetta la pittina è cotta, è ripassata, no? Se non ricordo male. Questa è una diversità rispetto agli altri concorrenti. Sì, viene cotta in padella, che, no, Federico, è uno dei classici metodi che si usano. Quindi, Anna, così giovane. È il grasso che lascia la pittina, che non si deve buttare via. Guai a chi lo butta. Quel che rimane sul fondo della padella, fatevi la si tira su col pane, sei la prima a farlo. È proprio il suo intingolo della sua natura, quindi assolutamente buono che si può rilasciare. Anche perché non l'abbiamo ancora detto, ma insomma la pittina è un salume ricavato da un insieme di carni, no? Cioè non c'è solo, come nel salame, la carne di maiale, ma qui ci sono carni piuttosto importanti come sapore, no? Perché c'è la capra, talvolta c'è la pecora, qualcuno usa anche capriolo o comunque altra selvaggina, e viene messa la pancetta del maiale per dare questo senso di grassezza. Quindi è abbastanza curiosa come sapore, no? Importante. Tanto noi stiamo vedendo come lei lavora. Sì. Ma la pittina la conoscevi tu? L'ho mangiata ma poche volte. Non è il mio salume, se si può chiamare così, preferito. Ah, volevi una spatola per lei? Ti serve la spatolina? Un pennello. Un pennello. Diamo la possibilità di prendere il pennello o... Vai a prenderlo, ti dico io di prenderlo, vai. No, mi piace anche così. Si è
Gestita da sola. Sì, sì, Brava. Brava. Si è gestita da sola. Perché bisogna, no, essere Quando si in cucina multitasking. bisogna anche arrangiarsi, no? Non si trova tutto subito. Quindi tu hai scelto di cucinare la pittina. Sì, Con un po' di perché- burro? Con un po' di burro e dopo la passerò con l'aceto balsamico per smorzare quel suo sapore molto particolare che a me non fa impazzire. Beh, E no, invece la così verità. è viva un la modo per farla sincerità, non è piacere. che devi dire ah mi piace tantissimo, pittina anche a colazione. Cioè, no, è tanto di cappello che comunque ci ha fatto un panino, voglio dire, no? Adesso sto mettendo la crema di burrata per fissare il pomodorino. Ah, vedi la preparazione e impiattamento. E poi mi fa piacere che anche il pane tu abbia voluto preparare, perché insomma la più giovane che prepara anche il pane, non è mica da sottovalutare questo. Gabriele, ti piace l'idea di cucinare la pittina? Anche Sì, come mi nuova piace, proposta? perché mi ricorda un po' la mia infanzia. Il salame veniva appena scottato, ecco. Per cui mi piace sia il profumo che anche il sapore, sinceramente. Sì, sì, assolutamente, ma poi mi piace la passione e l'attenzione che ci mette lei nella preparazione. Sì, brava. Anna è veramente, oltre a essere molto giovane, ha finito scuola, ha finito le superiori quest'anno e ha iniziato a lavorare proprio a tempo pieno, no? Sì, Figlia moglie. d'arte, perché comunque anche la mamma, no? Se non sbaglio, si dedica alla cucina. Hai fatto la scuola alberghiera, Anna? No, ho studiato geometra. Per quello è precisa, vedete? Con le misure. Perché fai disegni con Brava, ma ci vuole. Col Sì. coltello. questi ingredienti che stai mettendo nel frattempo, se posso farti una domanda. Certo. Sono la guarnizione, ma quindi li ritroveremo nel panino oppure stanno solo sul piatto? E la burrata affumicata certo che sì, invece la crema di barbabietola no, perché era soltanto per riprendere il colore del pane. Adesso però la immergi nell'aceto. Sì. Ecco, Che questa è una... aceto? Hai detto aceto balsamico? Hai Balsamico. detto? Hai fatto una riduzione o è aceto giovane? Sai dirmi qualcosa di più di questo aceto? Non te lo so dire, è quello classico che usiamo in cucina, mi piaceva l'abbinamento. Ok. Ecco. Quindi comunque è un aceto balsamico base, ecco, giusto per Sì, capire. sì, ok. sì, sì. Usato in purezza a questo punto, cioè non è che l'ha ridotto. Ma prepari il pane spesso tu o solo per l'occasione? In realtà l'ho cominciato a fare prima perché adesso abbiamo cominciato ad andare giù a dare le merende ai ragazzi delle superiori e quindi volevamo cominciare a farlo noi per dargli quel tocco in più e che fosse anche più buono, perché darlo surgelato non è il massimo. E quindi ti piace? E quindi ho fatto un corso, ho scoperto di essere innamorata per fare il pane, l'impasto, le pizze e da lì è nato tutto e poi ho pensato di fare il pane anche per qua. E così nasce un amore. Sì, ho scoperto Allora, nuove cose. Però io devo dirti che hai 1 minuto e 16, quindi se devi pensare di impiattare anche quello, con le misurazioni del caso, vai. Ok, quindi uno strato di crema di zucca. Sì, molto leggero, se no con la sua dolcezza invade troppo il panino. Ok. Poi ci metterai subito la pittina o andrai di... No. Adesso ci metterò la rucola. Ok, il tempo è scaduto, teniamo conto che il tempo è scaduto. Certo. Rucola, adesso c'è la Ma sì, burrata. ci mancherebbe, dai. Burrata, Sì, è giovanissima. prugna. Burrata, prugna. Prugna. Ah, ecco. Ecco. Le prugne. Prugne fresche, quindi. Fresche, cioè, fresche, sì. Susine, quindi. Esatto. Puoi Terminato, portare sì. ai giudici il panino. Ottimo.
I nostri 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, il panino Selvaggia. Sarà piaciuto? C'è qualcosa che non va? Annalisa, partiamo da te. Allora, c'è una canzone dei miei tempi, no, che diceva che Nino non deve aver paura di sbagliare un calcio di rigore, perché non è da questi particolari che si valuta un buon giocatore. E io devo dire che Anna è un ottimo giocatore, perché per essere una ragazza di 20 anni che ha finito la scuola a giugno, cioè io sfido chiunque abbia figli di quell'età, Geometri. ha figli di quell'età, a farsi fare un panino del genere. Il panino poi in sé aveva una serie di problematiche che adesso magari anche andiamo ad analizzare, ma io devo dire che puoi essere fiera del lavoro che hai fatto, perché sei stata brava. Grazie. Adesso magari... Federico, magari con te andiamo ad analizzare quelli che tu ritieni possono essere degli errori. No, allora, volevo... innanzitutto ti faccio i complimenti. Perché mi accodo a quello che dice Annalisa, davvero a 20 anni hai voluto azzardare, rischiare, sei quella che ci ha messo un po' di più, non sei andata negli abbinamenti scontati, e quindi è una cosa interessante, ovvio che con delle imperfezioni che potrai sicuramente migliorare nel futuro e in tutta la strada che hai davanti nel fare questo mestiere. La pitina. Mi soffermo a farti una domanda, 2 domande sulla pitina, una anche a te, come l'hai reperita? Da un fornitore che solitamente ci fornisce la merce. Ok, quindi il vostro grossista che Sì. vi dà gli alimentari, ok. E poi il taglio della pitina, è stato studiato il taglio? Cioè, la dimensione del taglio che hai fatto nel panino? Sì. È studiata con una logica, Allora, come? seguendo il peso per rimanere nel food cost stabilito e cercare di avere un margine più grande, cosa numero 1. Poi anche perché ho provato a farla più fina, per magari dare meno sapore molto forte alla pitina, però rimaneva più dura, quindi secondo me era meglio farla di 4 mm in modo che potesse avere la croccantezza esterna e anche la morbidezza interna. È un geometra. È un geometra, Ok. quindi le misure I 4 le mm sa lei. erano precisi, in realtà sei partita da 5. Anch'io viaggio a millimetri e secondi sempre. Allora ti aggiungo, per provocarti, che lo spessore che hai fatto con tutto il tuo ragionamento è perfetto, in base al tuo ragionamento, però l'hai cotta troppo. Mi scusi? Però l'hai cotta troppo. Cotta troppo? Perché l'hai fatta, lo spessore che hai deciso di fare era giusto perché volevi cuocerla, però l'hai cotta troppo. Ah, ok. E risultava parecchio gommosa. Scottatina e basta anche per te, Gabriele? Scottatina sì, ma mi piace perché secondo me questo panino fa emergere la personalità, la sua personalità. Che una ragazza che comunque non ha, che ha fantasia, ecco, che ha dinamicità perché la vedi, ricerca, voglia di fare, ecco. Naturalmente il tecnicismo avrai occasione di farlo e sinceramente cerca di un po' alla volta stare vicino a chi ti può insegnare, veramente, perché quello man mano arriverà. Però la personalità non è che ce l'hanno tutti, di conseguenza è un gran punto di partenza. Vorrei ringraziare i giudici per quello che mi hanno detto, anche perché sono solo 3 mesi che lavoro effettivamente in cucina ogni giorno e ci metto tutta me stessa. In più è stato corretto il giudizio sul fatto che la mia personalità è all'interno del panino, perché i colori rappresentano me, la forma anche, ci ho messo tutta me stessa anche nell'impegno, nel creare, nell'assaggiare, e vorrei ringraziare tutti per questa esperienza fantastica. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della puntata, momento atteso dai 3 concorrenti per capire effettivamente come è andata e chi andrà avanti a The Best Sandwich. Annalisa, è stata difficile. Ne abbiamo discusso parecchio, ma abbiamo un vincitore e dobbiamo dire che siamo comunque contenti di questa trasmissione perché noi, insomma, come tutti quanti, puntiamo alla valorizzazione del prodotto e diciamo che la pitina è stata ben valorizzata da uno in particolar modo. E bisogna anche dire questo, che
non è un prodotto facile, non è un prodotto più che altro conosciuto. Per cui io spero che magari qualche idea anche a chi ci guarda da casa, no, sia stata data e magari proveranno ad utilizzare nei loro piatti o nei loro panini la pittina, perché insomma è un prodotto nostro locale e dobbiamo usarla. Prego cara. La busta al presidente di giuria Annalisa Sandri. Possiamo dire che c'è un ex aequo nel secondo e nel terzo posto. Sì, diciamo anche che tra il secondo, il terzo e il primo ci sono 2 punti, quindi voglio dire il lavoro è stato... Parto col primo, diciamo che ha vinto la puntata a questo punto. Con un totale di 98 punti vince Giuseppe Deligatti, Angel Bistrò Pasiano con la pittina di Quercia, quindi vince lui. 97 punti che per Anna Franceschini, che quindi siete secondi a pari punti. Questa è la situazione. Per un pelo non erano tutti e 3 primi? Al che bisognava rifare un ulteriore panino con la pittina, a sorpresa. È andata così, siete soddisfatti giudici del risultato finale? Chiedo anche a Federico e a Gabriele. Penso che sia un giusto risultato, anche perché è stata valorizzata, abbiamo scelto anche il panino che ha valorizzato di più il prodotto. Ecco, l'obiettivo anche nostro è quello di riportare l'attenzione al territorio, di conseguenza è il nostro filo conduttore. Senza mancare agli altri, sicuramente c'è stato un bel impegno da parte di tutti e ci ha fatto molto piacere avervi qui. Per cui mi raccomando, non demordete e in bocca al lupo per le vostre attività. Giusto. Federico? Io confermo quanto detto dagli altri 2 giudici e mi permetto di dire non dimenticatevi della pittina e continuate a sbizzarrirvi nelle vostre cucine, perché sicuramente è un prodotto che ha bisogno di voi, che ha bisogno di noi cuochi, ha bisogno di noi ristoratori, perché solo noi possiamo valorizzarla. E il nostro compito morale è questo, quello di dare valore ai giusti prodotti e ai giusti ingredienti. Quindi cercate di utilizzarla ancora e bravi ancora. Giuseppe, tu torni qui a The Best Sandwich, preparati con gli altri prodotti del territorio. Ricordiamo la prossima puntata che sarà dedicata alla cipolla di Cavasso, giusto? Esatto, o della Val di Cosa. Altro prodotto nostro, prodotto amatissimo, prodotto spettacolare e vediamo che panini ne usciranno. Io ringrazio la giuria, Annalisa e Gabriele, li ritroveremo. Sì. Federico, in bocca al lupo anche a te per la tua attività. Crepi, grazie. Grazie per essere stato qui con noi, grazie ai 3 concorrenti, continuate così. E ringrazio i miei 2 colleghi che sono Francesco Snidero e Gian Domenico Ricci. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima con The Best Sandwich.